Con Matteo Malatesta, allora, eravamo stati con Pipio e Aldo, adesso tocca a te, dobbiamo subito sciogliere questa... Intanto come stai a Roma? Qua come... Bene, bello, bene, a parte che non si trovano i taxi, vabbè, poi è adesso, incredibile. Però anzi, io il prossimo documentario lo farò sui tassisti, perché chiedo, romani o... romani, i Bellissimo questo. tassinari, Questa è perché una chiedo notizia. sempre se hanno portato VIP, e loro mi raccontano di Sordi, Gasman, Manfredi e anche un po' i VIP di oggi, Poi a no? Roma è difficile non parlare con i tassisti È quando... impossibile, è Matteo, impossibile. senti, questo film, Musicanti con la pianola, racconta questa carriera eccezionale, anche però da un punto di vista intimo e personale, cosa vi ha spinti, parlo un po' al plurale, a raccontare questa storia? Quando avete capito proprio, facciamola? Ma sicuramente 7-8 anni fa hanno fatto un concerto, anche di più perché sono passati quasi 10 anni, dove praticamente hanno fatto una sorta di greatest hits delle loro colonne sonore più importanti, più significative. E lì mi è piaciuta la cosa, insomma, questa varietà, questa sorta di storia di 25 anni. Narrazione quasi. Esatto. E quindi avevamo fatto questo concerto, questa sorta di piccolo film, e poi io però avevo sempre questa cosa che insomma, si poteva sviluppare, si poteva aprire. Infatti il concerto nel film c'è, è una cornice abbastanza importante, anche perché non è scontato vedere compositori dal vivo. Poi loro sono anche molto rock in qualche modo, dal vivo non hanno quest'aurea da compositori, sono Beh, quella molto... trasformazione sana. Sì, Ma sì. qual è l'aspetto di questo percorso che a te, da regista, ma anche da Matteo, ti ha più colpito? Durante poi anche la realizzazione. A me ha colpito l'amicizia, la storia di queste due persone completamente diverse, e questa diversità non si vede tanto nel documentario, non so come spiegare un po'. Nel documentario è come se ci fossero sempre dei punti in comune, no, del loro racconto. Però loro sono molto diversi, ma sono legati da questa forte amicizia. E quindi quando lavori nel settore artistico e butti sul tavolo delle idee, tiri dietro l'ego, sei in due. Anzi, spesso sono anche in quattro, perché poi ci sono anche questi personaggi, gli infungibili, che poi arrivano, si vedono a metà film. Quindi la loro è una factory, boh, dove c'è questo spirito di gioco serio, molto professionale, ma è fatto proprio col cuore, c'è proprio un approccio umile, non c'è mai un approccio prevaricatorio, è un bel lavoro di gruppo, ecco, Nel è lavoro di il cinema gruppo, bello, è la senza magia voler del fare cinema, retorica, è sempre più difficile andare a vedere assolutamente, un sodalizio artistico che è assolutamente, anche un'amicizia, perché poi assolutamente. si maschera questa... Senti, dicevo a Pivio e lui mi diceva è difficile a Genova non conoscersi. Allora Esatto. ti chiedo, Genova è importante il ruolo, è un altro protagonista. Che rapporto hai tu sia con Genova e com'è stata, diciamo, lavorare con Genova anche nel film? Ma io facendo questo documentario ho conosciuto una Genova che non esiste più, e a me, insomma, non l'ho mai vissuta, ma io sono un nostalgico. Io quindi quando invidio non la loro carriera, la loro appunto amicizia, quello che hanno vissuto, che sono cose che la mia generazione purtroppo non vivrà mai, cioè i locali, gente che suona nei locali, mh, i ritrovi sani, cose che si vedono nei film. E loro lo Questo, dicevano, infatti è una città dove c'è tanta musica, però c'era un'atmosfera che forse assolutamente. non c'è più e che No, non non c'è ci più, sarà, assolutamente. forse. No, non ci sarà più. Genova dal punto di vista culturale, crea contenitori senza contenuti, e se crea dei contenuti poi non ha il contenitore dove distribuire. Se qualcuno ha qualcosa da dire, Genova non è una piazza. A mio parere, poi io ad esempio il film lo stiamo portando Certo, certo, certo. a Roma. Senti, hai deciso, ma avete anche deciso di raccontare inevitabilmente il film attraverso anche le testimonianze dei grandi nomi con cui hanno lavorato Pivio e Aldo Descalzi. Quale pensi che sia stato, diciamo, il loro contributo nella definizione poi di quello che è stato il film? È stato un contributo anche qui di nuovo di factory.
il fatto che io sia dentro il film è come dire, voglio passare del tempo con loro, non voglio capire come lavorano, voglio stare con loro, vedere come nasce come scoppia la magia, come scatta la magia. E si è ripetuto lo stesso discorso con Cecilia Zanuso, i Manetti. C'è quasi questa stima reciproca dove non ci si dice neanche cosa si deve, ma anche loro con me, cioè io ho avuto carta bianca, non c'è stata una cosa dove loro mi abbiano detto no, questo mettilo così, ho fatto quello che ho voluto io, cioè il racconto è mio. Anche perché lì è esatto l'equilibrio, immagino, tra regista, ma anche in un certo senso amico, forse non deve essere stato, oddio, forse in realtà favorito. E beh, senti un po' il peso, la responsabilità di non... però devo dirti che loro da questo Massima punto di libertà. vista, ma qualsiasi cosa facciamo, ecco, il prodotto è molto mio da un certo punto di vista. A proposito di questo, allora ti faccio due domande che un po' esterne a quello che sono il film. Intanto ti chiedo da regista, da autore, com'è essere un festival oggi, sia con questo film, ma in generale, in un mondo in cui, ne parlavamo anche con loro, le piattaforme inglobano subito i contenuti e non gli danno una vita, diciamo, esterna con il pubblico. Qual è l'importanza oggi di un festival, comunque, per la vita di un film, di un autore? Beh, secondo me un film al cinema è un po' come il teatro, c'è un'energia. Quando vedi un film comico al cinema, ad esempio, ridono tutti, ridono anche nelle battute dove magari non c'è tanto. Quando lo riguardi a casa non ti fa così, perché l'interazione con chi è vicino è un qualcosa è la magia del cinema. Se togli la sala, togli tutto, cioè sedersi in sala al buio, concentrarsi 2 ore, sei con altre persone. Infatti io ci tenevo anche molto che ci fosse, come dire, questa cosa del si ride, si piange, un po' di leggerezza, perché a me piace poi in sala sentire un pochino quella tensione positiva o negativa. Vedere nel silenzio o nella Sì, reazione sì, quella sì, che... è quella penso che per un regista, per un attore, per un montatore, in casa ma non è una In questione casa hai del... più cioè hai tanta, diciamo, fruizione del contenuto, puoi scegliere quello che vuoi, Sì. ma hai il telefonino accanto e Bravo, banalmente ti esatto. distrai. Ti Cioè, distrae qualsiasi cosa. Banalmente il messaggio di WhatsApp, un film, siamo abituati, siamo tarati sulle serie, quindi un film lo guardiamo sempre spezzettato in 3-4 parti, non riusciamo invece la sala, e poi c'è appunto questa cosa qua, il gruppo, a me piace il lavoro di gruppo, piace la condivisione, infatti è anche una cosa che secondo me una piccola magia di questo film è qua, che siamo un gruppo di lavoro, il direttore della fotografia, la sceneggiatrice, che è la mia, diciamo, socia con cui partoriamo queste cose qua. che è un Eh, gruppo, dici tu, comunque è un autentico, gruppo molto, infatti vengono sincero. tutti per la prima, io non lo sapevo, non l'ho neanche chiesto perché comunque era scomodo partire da gente, invece sono tutti voluti venire, ci sono tutti, non manca nessuno, è un po' come il loro gruppo di lavoro, ecco, questo sono contento di aver replicato, di aver preso forse ispirazione, di aver imparato, ecco, da loro ho imparato questa cosa qua. Il lavoro di gruppo, la squadra vince. Senti, in chiusura invece i tuoi gusti, diciamo, registici, con chi sei cresciuto, con chi ti sei formato? Allora, Domanda difficile perché sì, sembra semplice, però poi... sembra semplice. Vabbè, da bambino sicuramente tutta la comicità americana degli anni 30, da Stanley Olio, Buster Keaton, quelli che un po' davano in televisione al mattino, che erano un po' i surrogati dei cartoni animati negli anni 90. E poi, vabbè, per me Alberto Sordi, Monicelli, tutta la commedia all'italiana, poi vabbè il cinema americano di Scorsese, Coppola, tutti i giovani degli anni 70, però forse il cinema italiano, quel tipo di commedia, Quel tipo lì che ha fatto poi scuola, esatto, alla Monicelli, che non è replicabile, non è anche quella non c'è più. non c'è più e non è replicabile né all'estero, e visto quando George Clooney aveva fatto il remake dei Sovieti Ignoti, era stato un fallimento. Manca il groove. Come per noi è impossibile rifare il cinema americano, diventa una sorta di... Sì, però proprio sulla commedia è vero, perché poi si parla di crisi della commedia, di crisi del cinema, in realtà
forse come hai detto tu non è replicabile, banalmente. Non è Bisognerebbe replicabile. inventare un nuovo linguaggio, forse. In pochi ci hanno provato, in pochissimi ci sono riusciti. Sì, Quello. forse, non lo so, non mi vengono neanche in mente esempi, ma c'è qualcosa di commedia, che uno dice, forse gli ultimi interessanti sono stati i primi tre di Aldo, Giovanni e Giacomo, forse Sì. quelli sono stati proprio un film commedia, Pieraccioni, ma Sì, Pieraccioni sì. già almeno, però proprio quel qualcosa che porta la gente in sala, racconta un qualcosa in qualche modo anche di profondo, però con leggerezza, con intelligenza. Forse che Cozzalone potrebbe Forse essere negli uno ultimi anni lui, degli sì. ultimi, però forse manca quel dolore, quella povertà che c'era E che all'epoca. serviva poi anche all'arte. Sì, perché è quella la cosa che poi scatenava quel dramma che, visto da lontano, poteva diventare quasi comico, ma quando ti avvicinavi diventava emozionante. No, adesso non manca. E concludiamo così. Allora, Matteo Malatesta, Musicanti con la Penala, grazie mille, poi ti Grazie a te, riaspettiamo al grazie a prossimo. te.